Alla fine dell'anno scorso, a dicembre, è arrivato un mio associato con una sanzione da parte di Abaco nel quale chiedevano e lamentavano il pagamento di una TOSAP, quindi di un'occupazione del suolo pubblico addirittura relativa al 2014. In un primo momento sembrava che fosse dovuto alle fioriere che aveva davanti ai negozi, ma approfondendo la cosa abbiamo capito che si tratta invece di un balzello assurdo riguardante l'insegna e quindi l'ombra che proietta l'insegna sul marciapiede. A quel punto non ci abbiamo più visto. Per noi è già sufficiente il pagamento dell'insegna e quindi da tassa di pubblicità. Per noi questa è una doppia tassa, perché non possiamo pensare che il nostro associato, comunque il commerciante che ha queste insegne, tragga beneficio dal fatto che proietti l'ombra. Cioè, è una cosa assurda. Come è possibile quindi per un commerciante appunto pensare di poter pagare una tassa di questo genere? Infatti non è pensabile, siccome già a Conegliano abbiamo avuto un precedente proprio sulla tassa sull'ombra relative alle capottine, alle tende vere e proprie, nel quale il Comune ha già preso le proprie disposizioni togliendole. Ci auguriamo, avendo già fatto anche leva con il sindaco per questa cosa, e perché chiaramente Abaco, che è la società che riscuote la tassa, chiaramente per loro è una tassa e va riscossa, da parte dell'amministrazione comunale invece c'è qualcosa, hanno capito che c'è qualcosa che non va, per cui hanno fatto una prima istanza al Ministero, cui stanno ancora attendendo una risposta, però penso che dal Consiglio Comunale, credo proprio di questa sera, si possa perlomeno levare questa tassa, questo balzello inutile, quantomeno nella città di Conegliano. Io spero che non arrivi niente, visto che paghiamo già una tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Quella dell'ombra non so se è un'invenzione che qualcuno si è inventata proprio per spillar soldi ai cittadini. Ormai ci fanno pagare veramente tutto quello che respiriamo, anche quel po' di aria che è rimasta inquinata tra l'altro. E devo dire che se vogliono aggiungere altre disgrazie a Conegliano, visto che ormai la città sta morendo definitivamente, facciano anche questa. È assolutamente un'assurdità, semplicemente nel mio caso io parlo perché io ho il negozio che è perennemente all'ombra, quindi su che cosa devo pagare la tassa? Sullo stabile? No, che me lo spieghino, perché insomma è abbastanza assurda come questione. È una cosa assurda e ridicola, penso, una cosa del genere, sempre una barzelletta, e anche l'ombra sull'insegna è una cosa impossibile, insomma, pagare. Non so se è già stata pagata da qualcuno, io non l'ho mai pagata. Siamo in Italia, di conseguenza queste tasse ormai sono diventate bazzelli perché effettivamente sono tasse assurde. Cioè, io vorrei vedere chi inventa queste tasse sulla tassa sull'ombra dell'insegna. Cioè, io penso sia una cosa veramente assurda. È possibile pagare la tassa 2 volte? Ah beh sì, ma siamo qua funziona così purtroppo, dobbiamo accettare o ribellarsi. Cioè non c'è altra soluzione ormai. Secondo me è assurdo, penso che ci siano altri modi per riuscire a far cassa nel caso, questa è una cosa assurda, secondo me, questo è sì, la mia opinione insomma. È giusto penalizzare così ulteriormente i commercianti? Diciamo che già abbiamo le nostre difficoltà, questo sicuramente non aiuta. A me non avevano chiesto nulla, adesso non lo so se sarà più avanti, se tolgono questa tassa diciamo in più, che non ha senso assolutamente, insomma io mi auguro che venga tolto tutto, che non si debba pagare più perché basta, paghiamo ben abbastanza.